Grazie molte dell'invito e anche complimenti per il lavoro che fate nel costruire un coordinamento e nell'organizzare iniziative insieme. Allora, io volevo approfittare di questa occasione per dirvi perché come Partito Democratico ci stiamo impegnando sui referendum, con un sì per fermare il nucleare, con un sì per l'acqua pubblica, due sì per l'acqua pubblica contro la privatizzazione voluta dal governo Berlusconi. Non è il tema di questa sera, ma anche per un sì contro il legittimo impedimento. Io dico solo che giustizia uguale per tutti e che sia così bene. Stiamo ai temi dell'ambiente, nucleare e acqua. Allora, perché secondo noi è sbagliato pensare di riportare l'Italia al nucleare? Per tantissimi motivi, che non sono né ideologici né i motivi. Poi sull'emotivo però ci vorrei tornare, perché sinceramente sentirsi dire che siamo emotivi perché ci preoccupiamo della salute e della vita delle persone stona un pochino anche questo, perché insomma quello dovrebbe essere il nostro primo riferimento. Per noi è sbagliato pensare di riportare l'Italia indietro al nucleare, intanto perché è una scelta che non conviene al Paese. Comincio dalle cose, guardate, quelle proprio meno ideologiche di tutte, più razionali, quelle che magari non toccano i sentimenti di nessuno, ma che sono però dei dati di fatto, che è bene conoscere e sui quali poi si valuta se si è d'accordo o meno nel prendere una certa strada. Allora, intanto, non è vero che il nucleare costa meno di altre fonti di energia, cominciamo da lì. Quando ci raccontano che con il nucleare si risparmia, noi paghiamo tanto l'energia perché non c'è il nucleare, questa è una balla, non è vero. Il nucleare, molti studi lo dimostrano, molti studi che prendono a riferimento le analisi dei ministeri dell'energia degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Germania, mostrano come appunto l'energia prodotta da nucleare costa di più di quella prodotta da altre fonti, costa di più del gas, di più del carbone, costa di più anche dell'eolico. C'è solo una fonte di energia sulla quale ancora il nucleare costa di meno ed è il solare. Ma considerate che mentre i costi del nucleare stanno aumentando di anno in anno, i costi del solare si riducono di anno in anno, quindi lì è solo questione di tempo. Perché il nucleare costa più delle altre fonti? Perché c'è un costo enorme da affrontare all'inizio, che è il costo di costruzione di una centrale nucleare. Sapete che il momento davvero difficile di un investimento sul nucleare è il momento della costruzione. Costruire una centrale porta via un tempo lunghissimo, da noi si stima non meno di 10-15 anni, ma forse anche di più, non solo nel percorso di autorizzazione che immaginate è complesso, ma anche proprio nel percorso di costruzione della centrale. È una costruzione molto lunga e che va incontro a una serie di rischi che sono legati ai tempi di realizzazione, ai procedimenti di autorizzazione, alle procedure di sicurezza, a possibili problemi che possono sorgere nel corso del processo. Non stiamo facendo esempi di teoria su questo, considerate che ora ci sono solo 2 centrali in costruzione nei paesi ad economia di mercato, sono uno in Francia a Flamanville e uno in Finlandia a Olkiluoto. In entrambi i casi i tempi di costruzione sono già raddoppiati e stiamo parlando e con i tempi di costruzione naturalmente anche i costi di costruzione, e stiamo parlando di paesi che hanno già scelto di produrre energia da nucleare civile e che stanno costruendo reattori accanto ad altre centrali funzionanti, dunque non paesi che stanno tornando dopo anni e anni di assenza, ma un percorso consolidato. Quindi il nucleare costa più di altre fonti. In più da noi il governo ha fatto questa scelta un po' singolare, che è quella non di mettersi a fare ricerca su una tecnologia avanzata, sperimentare un nuovo sistema più sicuro che magari riduce l'ammontare delle scorie che vengono prodotte, ma ha scelto di tentare di importare una tecnologia che è quella francese degli EPR di terza generazione avanzata, che è una tecnologia che ancora non è mai stata applicata da nessuno, tecnologia che ha una ventina d'anni e che però ancora non funziona da nessuna parte. Gli unici 2 reattori in cui si sta provando a costruire un reattore di quel tipo sono quelli che vi citavo, Flamanville o Olkiluoto. Quindi dovremmo anche importare dai francesi una tecnologia vecchia e che nessuno ha mai applicato.
In più c'è un problema di gestione ordinaria delle centrali, di sicurezza nella gestione ordinaria delle centrali. Qui possiamo scegliere la gradazione con la quale ci vogliamo preoccupare. Se scegliamo quella più moderata, allora ricordiamo che una centrale in ordinario produce scorie radioattive, che restano radioattive per decine di migliaia di anni. Ci ricordiamo tutti benissimo che noi abbiamo ancora delle centrali che non sono più attive da 30 anni e che non sono state ancora smantellate, che hanno ancora al loro interno materiale radioattivo, che c'è un deposito di scorie radioattive nel nostro paese a Saluggia, in provincia di Vercelli, deposito che noi non siamo in grado di gestire in questo momento. Considerate che da lì stanno partendo ora dei treni che portano le scorie radioattive verso la Francia in direzione di un impianto di riprocessamento che le rende un po' meno pericolose, cioè un po' meno radioattive, ce le stocca lì per una... scusate che ho il microfono sempre un po' lontano, ce le tengono lì per un po', naturalmente pagandoli, quindi noi li paghiamo per riprocessarli, li paghiamo per tenerli in deposito e poi ce le dobbiamo riprendere. Questo ve lo racconto per dirvi che noi ora non sappiamo gestire le scorie di centrali dismesse da 30 anni, mandiamo via quelle di Saluggia con i treni verso la Francia, non abbiamo avviato neanche le procedure per la realizzazione del deposito nazionale delle scorie e però il nostro governo pensa che senza fare queste cose prima noi siamo pronti a rimbarcarci nell'avventura nucleare. Questo è un controsenso che lo sottolineo un attimo, ma è evidente a tutti che è un totale controsenso. Questa è la gradazione moderata della preoccupazione. Poi c'è quella un pochino più accentuata che però vi racconto. Ci sono degli studi in Germania commissionati dal governo tedesco e realizzati dall'Università di Magonza, che hanno rilevato una correlazione tra gli aumenti di malattie, in particolare leucemie infantili, e la vicinanza a una centrale che non ha avuto incidenti, una centrale nel suo ordinario funzionamento. Questo noi ce la teniamo di sfondo, però come dire, sappiamo che c'è un campanello d'allarme, è possibile, anzi l'Università di Magonza ci dice che c'è una correlazione tra aumento di alcune malattie e una centrale che sta funzionando senza alcun incidente. E poi però a questo bisogna aggiungere quello che la tragedia giapponese ha rimesso sotto gli occhi di tutti, ed è il fatto che non si può eliminare il rischio di un incidente da una centrale nucleare, che è una lezione terribile, della quale però noi dobbiamo tener conto. Se nel paese che è più attrezzato al mondo contro il rischio sismico, contro i terremoti, contro i maremoti, che ha delle procedure di sicurezza che, con tutta la, come dire, l'orgoglio che noi abbiamo di essere italiani, che però procedure di sicurezza che purtroppo noi non abbiamo, perché io faccio questo esempio, ma davvero il terremoto dell'Aquila, del quale noi abbiamo pianto 309 morti, crolli, incidenti, devastazioni, eccetera, da loro non avrebbe provocato nessuna vittima. Allora, se in quel paese che ha quello standard di sicurezza succede che una centrale nucleare forse non è danneggiata direttamente dal terremoto, forse, perché ancora nessuno ha visto le vasche di contenimento dai reattori, ma certamente ha subito l'impatto di un blackout dei generatori e quindi dell'impianto di raffreddamento e quindi non è andato fuori controllo il nocciolo del reattore e quindi ha avuto contaminazioni di materiale radioattivo delle quali è difficile stimare ora l'impatto, allora se quello succede lì davvero il rischio di un incidente non è eliminabile. E che il rischio di un incidente non sia eliminabile ce lo dice anche lo stesso modo con cui funziona la sicurezza nucleare. Il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare francese spiegava in un'intervista uscita qualche settimana dopo l'incidente di Fukushima come lavorano loro. Allora, i tecnici della sicurezza nucleare francese lavorano su criteri probabilistici, e cioè lavorano per ridurre la probabilità che un incidente si verifichi e, se si verifica, per ridurre le conseguenze di un incidente. Allora, a noi questi sono sembrati buoni motivi per essere contrari al piano di ritorno al nucleare, l'approssimazione estrema con cui il governo l'ha costruito. Qui manca ancora l'Agenzia per la sicurezza per il nucleare, figurarsi le procedure autorizzative e quant'altro. La totale mancanza di costruzione di consenso sulla scelta. Non si fa una scelta che è irreversibile
ed è irreversibile perché produce materiale che è radioattivo per decine di migliaia di anni, non si fa una scelta irreversibile senza un consenso larghissimo delle forze politiche, delle parti sociali, delle istituzioni locali, dei cittadini. Non si mette. Una scelta di questo tipo deve essere fatta da tutti in piena consapevolezza dei rischi che si stanno assumendo e del prezzo che si impone alle generazioni future, che non siamo ovviamente in grado in questo momento di interpellare, ma delle quali ci dobbiamo prendere la responsabilità. Una scelta che in più è costosa, non ha una convenienza economica, se non per qualche gruppo, nei quali io non voglio dire che sappiamo chi sono, perché ce lo possiamo immaginare, ma non è il caso, ma davvero non ha convenienza economica se non per qualche gruppo ben preciso, perché non funziona nessun argomento, non costa di meno per i cittadini, che anzi dovranno pagare sulle loro bollette la garanzia pubblica che le imprese chiedono per realizzare quel tipo di investimento, non costerà di meno alle imprese, non creerà lavoro aggiuntivo se non in minima parte e comunque in una parte molto, ma decine di volte inferiore rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili o da efficienza energetica. Non c'è alcuna convenienza economica e c'è un problema enorme di sicurezza, di gestione delle scorie, di salute dei cittadini, dell'ambiente, di tutela delle generazioni future e c'è quella terribile particolare che non è eliminabile, sarà anche un evento a probabilità bassissima, quello che gli statistici chiamano il cigno nero, ma è un evento a bassissima probabilità, ma ad elevatissimo danno potenziale e ci fosse anche una probabilità su 1 milione che succeda, lì davvero va adottato il principio di precauzione, non si fa nessuna scelta, neanche per produrre energia per il nostro benessere, che mette a rischio la nostra stessa vita, perché davvero è un calcolo che non è conveniente per nessuno. Quindi per noi il no al nucleare e quindi per prepararci al referendum il sì per fermare al nucleare è una scelta che abbiamo fatto da mesi. Noi abbiamo approvato, noi Partito Democratico, nella nostra ultima assemblea nazionale, 5 febbraio, abbiamo approvato un ordine del giorno in cui si impegnava il partito a sostenere il referendum, a dare indicazione per votar sì e a costruire iniziative come questa. Ricordo che era la data del 5 febbraio perché era un mese abbondante prima dell'incidente giapponese, quindi per noi la scelta era chiara già da tempo e sinceramente ci torno un attimo. C'è stato detto che avevamo reazioni emotive di fronte alla tragedia giapponese. Se l'emotività è avere a cuore la salute delle persone, siamo molto emotivi, molto emotivi. Abbiamo molto a cuore la salute delle persone, dell'ambiente e lo sviluppo futuro.